Autismo e DSA tra miti e realtà, il tema dell'incontro che si terrà sabato 6 aprile nella Biblioteca Comunale di Piazza Maier Rossa a Sora, organizzato dal dottor Serafino Pontone Gravaldi e dalla dottoressa Eugenia Natale. Intanto vorrei fare ringraziamenti al Comune di Sora e soprattutto alla dottoressa Stefania Terzigni e alla dottoressa Floriana De Donatis, che è il consigliere delegato all'istruzione, per averci accolto nella loro sede e per averci dato tutto il supporto necessario per poter esplicitare l'evento. Inoltre ringrazio la cooperativa sociale Progetto Salute, la dottoressa Enrica Strati, la presidente, che è pediatra di Frosinone, per quanto riguarda poi tutto il supporto da un punto di vista anche alimentare, soprattutto per quanto riguarda il coffee break e tutta l'organizzazione, e la dottoressa Eugenia Natale, che ha collaborato con me per quanto riguarda la riuscita dell'evento. Perché questo evento? Perché l'autismo, lo spettro autistico, che è un disturbo del neurosviluppo dovuto a una difficoltà della comunicazione e della socializzazione, è in aumento, è indubbio in aumento. Negli Stati Uniti un bambino su 68 ha un disturbo dello spettro autistico, in Europa un po' di meno, 1 su 150 circa, ma stanno aumentando le cifre. E questo ci pone dei problemi, ci pone di domandarci il perché di questo aumento spaventoso, specialmente negli ultimi anni, di cui anche io personalmente come pediatra ho la visione diretta, continua, giornaliera di questo aumento. E le cause sono molteplici e diremo nel convegno le ipotesi più frequenti, soprattutto il problema importante dell'inquinamento. Ma quello che ci preme come pediatri di famiglia è una diagnosi precoce del bambino con spettro autistico, soprattutto nei 18 mesi. Obiettivo dell'incontro, organizzato nella Settimana Mondiale dell'Autismo, rivolto a medici, pediatri, operatori sanitari e scolastici e famiglie, è quello di conoscere meglio le patologie dello spettro autistico e realizzare una vera inclusione. Faccio parte di un'equipe che esegue trattamenti cognitivo-comportamentali derivanti dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, le LG21, che seguono diverse procedure cognitivo-comportamentali che riguardano proprio quelli che sono i trattamenti dei disturbi dello spettro autistico, sia nei bambini che negli adolescenti. Nelle linee guida 21 si evidenzia come l'ABA, quindi l'analisi del comportamento applicata, non sia l'unica procedura in grado, insomma, che può essere applicata sull'autismo. Ci sono diverse procedure, tutte con una matrice cognitivo-comportamentale, ma l'ABA è la procedura che ha più evidenze scientifiche. Quindi il 6 sabato andremo ad analizzare velocemente quelle che sono queste evidenze scientifiche, che poi fanno da base a quelli che sono i trattamenti ed i programmi stipulati a misura su ogni bambino, dopo un'attenta valutazione, in questo caso nella mia equipe della dottoressa Mantuano, e poi passeremo però a quelle che sono in realtà delle evidenze pratiche, quindi faremo vedere dei video che riguardano i trattamenti e gli obiettivi raggiunti dai nostri bambini, proprio come messaggio di sensibilizzazione e di coraggio per le scuole e per le famiglie. Questo anche per dare un messaggio importante di quello che è la presa in carico, dell'importanza della presa in carico precoce, in quanto prima iniziamo il trattamento e prima sicuramente possiamo avere quelli che sono dei risultati importanti. Naturalmente sia noi durante l'evento che dopo l'evento resteremo a completa disposizione per tutti coloro che volessero avere delle informazioni più approfondite.